Osservatorio Imprese Artigiane dell'Ebret presenta il nuovo rapporto economico annuale dell'artigianato toscano, una pubblicazione per valutare l'andamento congiunturale dell'artigianato, l'occupazione, l'utilizzo degli ammortizzatori sociali e le prospettive per il 2025. Alle 9:21 ci state risentendo sulle frequenze di Controradio e siamo tornati visibili anche sui nostri canali cross-mediali. Tempi tecnici di cambio scena, possiamo dire, dopo l'intervista alla sindaca Sara Funaro, che potete riascoltare in podcast sul nostro sito controradio.it e sui nostri canali cross-mediali. Adesso speciale Ebret, 11° rapporto economico annuale dell'artigianato toscano. Saluto subito gli ospiti che ci hanno raggiunto: Monica Stelloni, presidente di Ebret, e il direttore di Ebret, Gianluca Volpi. Ben trovati, buongiorno. Buongiorno. Torniamo ai fondamentali, perché non tutti conoscono. Adesso dobbiamo entrare poi anche nel merito del contenuto del rapporto. Ma Volpi, che cos'è questo ente bilaterale così importante che raccoglie circa 19.000 aziende? Che riferimento è per il territorio? È un riferimento importante perché, diciamo, tutte le imprese artigiane toscane, in realtà tutte le imprese artigiane italiane, devono versare ai fondi bilaterali dell'artigianato per due motivi. Uno, per ottenere gli ammortizzatori sociali. Gli ammortizzatori sociali per l'artigianato sono erogati in via esclusiva dalla bilateralità artigiana, e questo è, diciamo, il principale core business nostro, e perché vengono erogate una serie di prestazioni di welfare per i lavoratori, per gli imprenditori, e delle misure di incentivo per le imprese. Quindi svolge un ruolo sociale importante, perché vorrei ricordare che nei 18 mesi di Covid abbiamo erogato solo in Toscana 411 milioni di ammortizzatori sociali, 3 miliardi e mezzo a livello nazionale, e comunque nel 2024 abbiamo erogato solo in Toscana quasi 22 milioni di ammortizzatori sociali per l'artigianato. Anche il rapporto è davvero uno strumento importante di monitoraggio, non solo per lo stato di salute, ma per i possibili strumenti di rilancio dei vari comparti. Sì, da 11 anni noi svolgiamo un osservatorio puntuale e preciso sull'artigianato. È l'unico osservatorio che viene realizzato in Toscana sulle imprese artigiane. Viene realizzato attraverso 800 interviste, quindi un campione davvero importante, e viene poi realizzato sulla base dei dati che siamo in grado di fornire noi come Ebret, perché ovviamente il numero di ammortizzatori sociali che eroghiamo ci consente di dare un dettaglio, una visione su quello che è l'andamento congiunturale dell'economia regionale. Quindi è sicuramente uno strumento importante per capire quelle che sono le traiettorie, le caratteristiche e la congiuntura dell'artigianato, e da questo si possono ricavare anche misure di politiche attive per, diciamo così, dare sostegno all'artigianato e promuovere l'artigianato e provare a superare i punti di debolezza che indubbiamente in questo momento ci sono. Ecco, andiamo a vederli questi punti di debolezza con la presidente Stelloni. Che fotografia restituisce un rapporto sicuramente di sofferenza per l'artigianato? Ci sono delle peculiarità rispetto ai comparti, rispetto alla tipologia, alla questione dei dipendenti? Qual è la situazione? Allora, sicuramente siamo in presenza di un quadro molto preoccupante. Come abbiamo titolato il rapporto, infatti, di certo qui non c'è proprio niente. L'unica certezza è l'incertezza dei mercati e l'incertezza di un tessuto produttivo che rischia di disperdere tutto il suo saper fare, perché in questa fase, che di fatto è una stagnazione, ci sono forti squilibri anche all'interno dell'artigianato, per cui noi vediamo settori che resistono, tipo la parte dei servizi, e settori che invece crollano decisamente, a partire dalla pelletteria. La pelletteria ha un trend negativo ormai da diversi trimestri, e questo si ripercuote anche sul numero degli addetti, dei lavoratori, e sulla chiusura delle imprese, perché ormai siamo arrivati a questo. Questo vuol dire non solo un utilizzo forte della cassa integrazione artigiana, ma vuol dire anche avere una
continuo depauperamento del nostro tessuto, perché i lavoratori e le lavoratrici che escono da queste piccole imprese difficilmente trovano collocazione in questo segmento e quindi si rischia di disperdere un patrimonio e questi lavoratori potrebbero finire in settori ancora più poveri dal punto di vista retributivo ma anche di contenuti. Poi torneremo anche sul discorso del passaggio di testimone, della formazione, delle prospettive produttive future. C'è anche un calo, appunto dicevamo, dei dipendenti evidente che segna anche un cambio di passo. Sì, c'è un calo dei dipendenti, nel 2024 sono 2097, ma è anche un calo degli indipendenti, cioè di coloro che fanno impresa artigiana e sono 2589, quindi sono 4688 addetti complessivi dell'artigianato che calano. Quindi la cosa che ci preoccupa è anche che in questo contesto cala la richiesta anche di operai specializzati, cala la richiesta delle figure più alte e siamo di fronte anche a un fortissimo mismatch, dove le persone escono, i lavoratori escono dalle aziende, ma le aziende non trovano i profili che cercano. Quindi questa polarizzazione rischia veramente di essere un problema molto grosso per le aziende della seconda fascia, quelli che lavorano nella seconda fascia per le pelletterie, ma se andiamo a vedere la prima fascia, se guardiamo oltre l'Ebret, andiamo a vedere cosa succede anche nelle imprese più grandi, vediamo che la cassa integrazione straordinaria in questo settore è salita moltissimo e quindi vuol dire che il problema si sta spostando verso l'altro sulla dimensione dei consumi. C'è una dimensione anche spostata nel 2025 che vede limare le aspettative nel comparto manifatturiero? Sì, assolutamente sì, perché in questo clima di incertezza e con quello che sta accadendo nel mondo, ovviamente perché abbiamo iniziato dal Covid, dalla pandemia c'è sempre stata una fase di ripresa, quindi ogni anno noi abbiamo assistito a tendenzialmente a una crescita per riprendere quote. Quest'anno è il primo anno che vediamo una riduzione e ovviamente anche una riduzione della tendenza all'investimento e gli imprenditori per la prima volta dopo la pandemia ci dicono che si aspettano un anno peggiore. Ecco perché parlare di piena stagnazione in tutto questo, con lo scenario e il contesto che abbiamo raccontato, quali riflessioni sono state fatte durante la presentazione del rapporto per poter rilanciare? Allora, noi abbiamo avuto una presentazione molto ricca perché la partecipazione anche di Istat, di Banca d'Italia, della Regione Toscana, di IRPET ci hanno messo nelle condizioni di fare un ragionamento molto più ampio degli anni precedenti e quindi di andare a guardare anche verso quali potrebbero essere gli strumenti. Sicuramente c'è un problema di liquidità per le imprese, perché chi ha investito negli anni scorsi si trova oggi in difficoltà perché non ha più i volumi per sostenere poi i pagamenti. Abbiamo un problema di formazione e abbiamo un problema nella catena del valore perché noi vediamo che chi produce ha un prezzo molto basso mentre chi mette in vetrina ha dei margini molto alti, quindi per recuperare questi aspetti bisogna dare valore al lavoro artigiano e provare anche a spostare rispetto alle competenze. In Toscana abbiamo un quadro di occupati che è molto basso, cioè la richiesta del titolo di studio, la richiesta della specializzazione e rischiamo di scivolare sempre più. Quindi mettere in piedi dei percorsi che intrecciando la scuola, l'università e i fondi europei che vengono gestiti dalla Regione Toscana insieme a risorse dell'ente bilaterale e ai fondi interprofessionali potrebbe essere la scommessa da cogliere il prossimo anno. Ecco, direttore Volpi, questa scommessa in termini anche di visione di Ebret come strumento che possa fare anche da collettore per rendere più fluido un meccanismo che deve comunicare al suo interno per poi portare dei frutti in termini di professionalizzazione. Allora, la parte, diciamo, formativa non rientra fra le nostre competenze, però noi cerchiamo di sostenere imprese e lavoratori anche con una serie di misure positive. Noi diamo dei contributi alle aziende
per l'innovazione tecnologica, per la digitalizzazione, per l'autoproduzione di energia, per la partecipazione alle fiere, per l'internazionalizzazione, per il ricambio generazionale, tutte misure che cercano di intervenire su degli elementi di criticità delle imprese artigiane per cercare di favorire un rilancio. Io penso che uno dei problemi principali dell'artigianato, lo diceva prima la Presidente, è il problema della marginalità, che è sempre più bassa, e secondo me bisogna riportare gli artigiani ad avere il più possibile un rapporto diretto con l'utente finale. Si diceva prima che i servizi sono uno dei settori che tiene meglio perché i servizi vengono fatti con un rapporto diretto con l'utente finale. L'impiantista con chi in casa o in azienda o nell'ufficio rifà un impianto. Occorre provare a far ritornare l'artigiano a vendere direttamente quello che produce, non solo nei servizi ma anche nel manifatturiero, direttamente con l'utente finale. Questa credo sia una delle sfide importanti. Poi è chiaro, la formazione è un altro elemento importante. Su questo conta il fatto che purtroppo gli artigiani hanno un'età media avanzata e questo sicuramente incide sulla capacità di innovazione. Però dall'altro c'è un elemento, credo, molto positivo, che 1/3 dei lavoratori dell'artigianato ha meno di 30 anni. Questo è un elemento molto positivo perché pensare che il 33% ha meno di 30 anni, vuol dire che comunque è un settore che ha futuro, perché c'è un bel numero di giovani dentro, e anche il ricambio generazionale può essere realizzato da questi ragazzi. La storia dell'artigianato è fatta di ragazzi che hanno cominciato a lavorare da un artigiano e poi, perché avevano le caratteristiche, l'indole, la volontà, si sono messi in proprio. Ecco, questo qui potrebbe essere il serbatoio degli artigiani di domani. Ecco, vorrei rimanere su questo, siamo in conclusione, questa è una speranza importante, Stelloni, anche dal punto di vista europeo però e anche dal punto di vista della burocrazia, per sostenere questo rilancio generazionale, di cosa c'è bisogno? Ma per sostenere questo rilancio generazionale c'è bisogno di alleggerire il carico che oggi hanno le imprese artigiane, perché le imprese artigiane comunque non è un problema di tassazione, è un problema più complessivo. La legge sull'artigianato è molto datata e oggi gli artigiani si trovano ad avere a che fare con dimensioni e con tutta una serie di adempimenti che sono veramente molto pesanti. Quindi bisognerebbe spingere sulle reti di impresa, pensare a un modo diverso di vivere e di far funzionare i distretti che continuano ad essere la nostra forza, ma che hanno bisogno di misure di sostegno. Quindi ben vengano misure come il Fondo Unico Moda, ben vengano interventi sulla formazione, ma bisogna ripensare complessivamente proprio il modello del distretto che ci ha salvato negli anni e che ha visto, è stato la forza propulsiva dell'economia toscana. Tutto questo possiamo dire che Ebret fa da pungolo per rimanere alle priorità rispetto non solo ai numeri, non solo ai dati, alle tendenze, ma anche alle risposte concrete che devono essere date. Assolutamente sì, perché noi adeguiamo sempre, cerchiamo di adeguare alle esigenze, con il rapporto facciamo questa analisi e poi devo dire che negli anni è cresciuto molto il rapporto con tutti gli stakeholder, a partire dalla regione appunto e da tutti coloro che hanno collaborato con noi, e questo intervento può dare la visibilità dell'ente bilaterale e la partecipazione diretta nelle sedi dove vengono prese le decisioni, può aiutare per il settore. Uno strumento dunque il rapporto economico annuale dell'artigianato toscano a cura di Ebret, prezioso non solo dal punto di vista analitico ma anche propositivo, come avete sentito. Io ringrazio i nostri ospiti, la Presidente Stelloni e il Direttore Volpi, per essere stati con noi. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a voi. Tra poco la linea al GR di Popolare Network, rimanete sulle nostre frequenze.